Sabato abbiamo fatto una grandissima prestazione contro un avversario che viene da 10 risultati utili di fila, dopo che ha passato in vantaggio di 2 gol alle prime 2 occasioni, qualsiasi altra squadra credo che mentalmente avrebbe un po' accusato il colpo. Invece noi siamo stati bravi a recuperarla e poi nel secondo tempo abbiamo fatto la partita per vincerla. E credo che se c'è una squadra che doveva vincere quella partita eravamo noi. Purtroppo brucia un po' prendere gol all'ultimo minuto, però ecco, fa parte della nostra mentalità, quella che il nostro allenatore ci ha inculcato dal primo giorno di tiro e che ci ha portato fin qua e che ci porterà lontano secondo me. Noi abbiamo la fortuna di avere il vantaggio rispetto alle altre che inseguono, quindi dobbiamo solo fare ogni partita quanti più punti possibili, poi tutto diventa una conseguenza di quello che facciamo. È vero che il vantaggio ci sta riducendo, però è ancora un buon vantaggio e secondo me da qua alla fine faremo ancora tantissimi punti. Contro una squadra che ambisce a entrare nei playoff, è una buona squadra, un buon organico, però noi, come ho detto prima, stiamo bene, sappiamo qual è il nostro valore e sicuramente faremo una grossa prestazione. Di solito quando fai una grossa prestazione di conseguenza viene risultato. Ultimamente non ci è capitato, però arriverà anche il risultato. Fisicamente stiamo bene, perché se una squadra non sta bene fisicamente non fa le ultime prestazioni. Parlo di quella col Verona, di quella con l'Alternano e dell'ultima dove, ripeto, oltre all'aspetto fisico e anche mentale, se passi in svantaggio adesso come adesso contro una squadra come il Novara è difficile, se non stai bene fisicamente e mentalmente, recuperare i 2 gol di svantaggio. Noi siamo stati bravi e quello dimostra che fisicamente stiamo bene.